Alberto Nadal, la Fiera dell'Agricoltura di Santa Lucia di Piave arriva alla sua edizione 1365. Che manifestazione sarà quella di quest'anno? Una grande giornata, siamo partiti ieri con tanti temi all'avanguardia, innovazione, sostenibilità e tutto quello che riguarda la qualità nell'agroalimentare veneto, che ricordiamolo, lo dico sempre, è il primo in Italia per DOP. Abbiamo visto i dati di Esmea recenti e quindi insomma una grande fiera, una grande manifestazione che è il risultato di un anno di lavoro dei nostri agricoltori. Il nostro è un modello ormai consolidato. Noi vogliamo guardare sicuramente al pubblico specializzato, però la nostra, io dico sempre, non è una manifestazione fredda, ma è una manifestazione che deve essere anche accogliente, deve essere anche trasversale, deve essere anche per le famiglie, quindi abbiamo dato sempre spazio agli spettacoli, ai cavalli, agli animali e anche ai giochi per i ragazzi e per le famiglie, perché riteniamo i laboratori che comunque vedere i nonni che vengono con i nipoti o i genitori che vengono con i ragazzi a vedere le fiere, a vedere le manifestazioni, secondo me è un valore aggiunto. La comunistica è un ruolo fondamentale all'interno della manifestazione, perché io dico sempre deve essere un'occasione di confronto, di relazione e anche di crescita all'interno del mondo dell'agricoltura. Non a caso avevamo dei forum anche ieri in cui si parlava, appunto, c'erano ricercatori del CREA presenti, ci sono ricercatori dell'Università di Padova, si porta tutte quelle che sono le ultime innovazioni, le ultime ricerche del settore, che sono comunque importanti, ricordiamocelo, perché dove c'è qualità c'è anche ricerca, e questo secondo me è un connubio vincente per l'agroalimentare italiano, che deve essere perno dell'Italia e anche nel mondo con l'export. Sindaco, una nuova inaugurazione della Fiera di Santa Lucia di Piave, che cosa significa questo per la comunità e per il comune? Innanzitutto è sempre un grandissimo appuntamento, questa è una fiera internazionale, è la più antica fiera d'Europa, è la 1365esima edizione. Ovviamente il meteo ci dà anche ragione, e questo vale per l'enorme sacrificio e sforzo che non solo l'assessore alla fiera, tutto lo staff dell'ente, l'ufficio tecnico, insomma tutte le persone che si adoperano, anche quelle a titolo di volontariato, per la riuscita di questa manifestazione che vede oltre 100.000 presenze. Questo è molto importante per noi, uno spaccato perché dentro della nostra società, perché all'interno della fiera ci sono momenti per giovani, meno giovani, giovanissimi, bambini, anziani, adulti, il mondo del commercio che si distingue in questo spaccato appunto della nostra società e che fa della Fiera di Santa Lucia un punto di riferimento. Coesistono insieme proprio grazie a questo legame che mette assieme le sentinelle del territorio, che sono le aziende agricole, con le opportunità date alle persone con disabilità nei loro percorsi di inserimento lavorativo, che passano attraverso il progetto di vita legato alla persona con disabilità. Ma oltre a questo, essere qui oggi è vedere assieme le nuove generazioni e le generazioni dei nostri nonni, essere insieme e condividere insieme anche un percorso che nell'agricoltura è stato fatto di tecnologia, di innovazione, ma soprattutto di socialità.